Ci siamo? Buongiorno a tutti e allora grazie di essere qui a Palazzo Ferrofini per la conferenza stampa di presentazione della 59esima mostra dell'asparago di Badoere IGP. Ringrazio coloro che hanno desiderato di avere questa cornice, questa vetrina per divulgare l'apertura di questa mostra, la 59esima. Ci apprestiamo ad avere il grande evento della 60esima, per la quale immagino gli organizzatori staranno già pensando a cosa fare, perché chi nel mondo del volontariato, nel mondo della promozione del territorio vive queste realtà in prima persona, so che di anno in anno hanno già la mente su cosa succederà l'anno dopo. E del resto, da un certo punto di vista, anche non sempre l'organizzazione, la normativa è così facile e così semplice che non debba appunto essere messo allo studio già un anno prima cosa pensare, cosa fare per adempiere a tutto quanto è richiesto per svolgere una manifestazione così importante, così storica come la mostra dell'asparago di Badoere IGP. Realtà che nel nostro territorio della provincia di Treviso si è guadagnata negli anni un'importanza sempre più rilevante e che sta avendo un successo e un riscontro non solo a livello del Veneto ma anche fuori dai confini del Veneto. È una manifestazione che mette insieme anche non solo la realtà comunale nella persona del sindaco e dell'amministrazione comunale, ma anche la realtà del calcio, Badoere, del consorzio, e quindi fa sinergia, fa squadra con tutto un mondo del volontariato che noi sappiamo quanto conta all'interno del nostro Veneto. Realtà del genere sono possibili, lo ripeto sempre, grazie ai volontari, a persone che mettono del loro tempo, sottraggono tempo alla famiglia, al loro lavoro per la promozione del territorio, con la finalità della socialità e della coesione sociale, e anche valorizzando un prodotto che dà anche da vivere a molte realtà della zona e che fa parlare della propria realtà, della propria città, della propria provincia. Quindi sono molto contento di avere qui con noi qui a Palazzo Ferrofini coloro che si occupano ormai da molti anni di questo progetto. Vorrei chiamare qui intanto il sindaco di Morgano. Grazie. La lascio, sindaco, poi chiamare sul podio chi ritiene tra gli organizzatori. Vedo che ci sono anche molte persone del proprio comune che hanno una divisa che testimonia il fatto di quanto in prima persona si impegnano nella realizzazione di questa manifestazione. Devo dire, le faccio una domanda: quanto vi impegna questa realtà all'interno dell'amministrazione, quanto è ancora capace di coinvolgere i cittadini, soprattutto le nuove generazioni, perché si parla sempre più spesso in relazione a manifestazioni del genere anche di una questione di cambio generazionale, di persone che ti dicono: ma guarda, io a mangiare vengo, però non chiedermi di servire, ecco, per esempio, no? Queste sono le cose che ci sentiamo ripetere dalle realtà della Proloco. È presente anche la Proloco qui con il suo presidente oggi, che è un po' forse il motore di tutta l'iniziativa. Come state affrontando questo tema? Il vostro comune, le vostre realtà riescono a pensare che ci saranno altri 60 anni di mostra dell'asparago, oppure guardate il futuro con un po' di timore? Grazie. Beh, innanzitutto grazie per l'opportunità che ci è stata concessa di essere qui oggi. Beh, sicuramente sono stati toccati dei temi molto importanti e su cui non c'è proprio una risposta, secondo me, e una visione chiara nel lungo periodo, perché quello del ricambio generazionale è un problema che tocca tutte le associazioni, lo vediamo noi nel nostro comune, ma essendo a contatto con molte realtà anche di altri territori, è un problema che è comune. Abbiamo difficoltà a trovare delle persone che vogliano prendersi in carico delle responsabilità importanti, perché
l'organizzare una manifestazione come questa è molto impegnativo sia a livello di tempo, di responsabilità, di oneri che ci si prende, ed è difficile trovare chi vuole prendere il posto di chi, come magari il presidente della Proloco, da tanti anni è in prima linea e lo fa, assumendosi tante volte dei rischi che oggettivamente, insomma, fanno pensare. Ci sono tanti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco. Da parte nostra, come amministrazione, quello che possiamo fare è cercare di creare le condizioni migliori per cui loro si possono mettere in gioco. Dopodiché dobbiamo, passami il termine, sperare che qualcuno veramente voglia prendersi questa palla. Non è così facile, non è scontato. Io spero veramente che ce ne saranno non altre 60, ma altre 160, non le vedremo. Però è veramente un peccato vedere come tante manifestazioni legate al mondo del volontariato un po' alla volta si stiano perdendo proprio per la mancanza di un ricambio che non deve essere una cosa che va accettata così su due piedi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di mettere tutti nelle condizioni di poter fare quello che uno vuol fare. La burocrazia tante volte è un ostacolo che frena tutti, e questo penso che le istituzioni di carattere superiore come voi o chi addirittura sta sopra di voi dovrebbero veramente lavorare in questa direzione, insomma, per sistemare questo problema che è il problema che sta sopprimendo tante realtà. Sì, noi facciamo quello che possiamo. In bilancio abbiamo stanziato 200.000 euro in favore delle Proloco proprio per venire incontro a queste realtà al fine che possano, diciamo, giovarsi di consulenze dal punto di vista fiscale e tributario, perché sono sotto una pressione rispetto alle quali noi abbiamo, diciamo, raccolto il grido di dolore, quindi pensiamo di poter a breve uscire con un bando che possa aiutare il mondo delle Proloco a dotarsi di professionisti che intanto si specializzino su questo tema, perché non è così, diciamo che non è mai stato un mondo molto remunerativo, no? Perché molti l'hanno sempre fatto, anche il professionista che si avvicinava l'ha sempre fatto dal punto di vista volontaristico, e quindi, ma siccome sono cresciuti gli adempimenti ed è richiesta sempre maggiormente una specializzazione dei professionisti che ruotano intorno a questo mondo, come regione e come abbiamo appena approvato il bilancio abbiamo pensato appunto a questa somma per poter venire incontro alle Proloco da questo punto di vista, più che dal punto di vista della promozione, dal punto di vista dei mezzi, degli arredi o della strumentazione. Abbiamo pensato a questa modalità appunto ascoltando quello che si diceva. Quello che diceva il sindaco sul tema del ricambio generazionale sembra parlare la stessa lingua di tante altre cose, compresa la politica. Abbiamo bisogno di giovani che si impegnino, e anche qui il tema è molto scottante. L'ultima cosa che voglio dire è che l'asparago di Badoere IGP è l'unica varietà che si può fregiare dell'IGP sia per il bianco che per il verde. Questo io lo dico non per una questione di campanilismo, abitando a pochi chilometri da Badoere, ma perché non ce ne vogliano gli altri, né a Bassano né a Cimadolmo, ma questa è diciamo, questa è la storia, e questa è lo dico io sindaco, così non serve che lo dica il presidente della Proloco, non serve che lo dicano gli altri, mi assumo io la responsabilità di questo piccolo atto di campanilismo a cui potrete dare eventualmente la colpa a me. E io niente, vorrei che la conferenza stampa continuasse con i nostri ospiti, quindi vi lascio la parola a chi ritiene. Grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto, come ho detto, insomma, un ringraziamento va in primis alla Regione Veneto, in particolare il consigliere Riccardo Barbisan, che ci ha voluto qui oggi. Ecco, quella di oggi per noi è un'occasione molto significativa, perché dare visibilità in eventi come questo a livello istituzionale è fondamentale per accrescere l'interesse attorno a una manifestazione che rappresenta molto più di una semplice festa. La mostra dell'asparago di Badoere, che è giunta appunto alla 59esima edizione, è una tradizione che da oltre 50 anni racconta l'identità, la vera identità del nostro territorio. Al centro sì, c'è l'asparago di Badoere IGP, frutto dell'impegno dei nostri produttori, rappresentati qui dal Consorzio dell'Asparago,
che hanno scelto un percorso di qualità e di valorizzazione. A loro va un invito a continuare con determinazione, consapevoli che non è semplice, perché i problemi sono tanti, lo sappiamo, però dovete continuare a essere determinati in questo. Accanto al prodotto poi c'è il valore del modello organizzativo. Una collaborazione fra associazioni, volontariato e istituzioni che rende possibile un evento capace di coinvolgere migliaia e migliaia di persone. Sono qui con noi la Proloco, il Calcio Badoere, la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri. A loro e a tutti i volontari deve andare la nostra riconoscenza. La manifestazione comprende anche iniziative di carattere sportivo, come la storica gara ciclistica Juniores, che quest'anno giunge alla 57esima edizione. Ma come diceva prima il consigliere, stiamo già guardando al prossimo anno, perché compiremo 60 anni. Ed è un traguardo molto importante, che merita di essere valorizzato. Come amministrazione abbiamo il compito, abbiamo l'obbligo di sostenere questo percorso. Dobbiamo essere consapevoli del valore economico, sociale e territoriale che questa iniziativa porta al nostro territorio. La giornata di oggi rappresenta per noi veramente un passo importante per rafforzare il legame con le istituzioni regionali e dare a questa manifestazione la vera visibilità che merita. Concludo con un invito: venite tutti a Badoere, vi aspettiamo, venite a scoprire il nostro prodotto, venite a scoprire il valore di una comunità che continua a costruire qualcosa di autentico. Grazie. Lascio la parola al Presidente della Proloco, Gerardo Gagliardi. Sì, buongiorno a tutti. Anch'io desidero ringraziare la Regione Veneto e in particolare il consigliere regionale Riccardo Barbisan. Niente, ha detto tutto il consigliere. Io faccio campanilismo, a differenza che lui no, io campanilismo lo faccio. Per noi esiste l'Aspario di Badoere IGP e poi tutti gli altri sono simili. Questo. Il mio intervento qua vuole essere soltanto, visto che è stato detto tutto ciò che io avevo un po' in relazione, è stato detto tutto, quindi anche in modo molto in modo apprezzabile, quelli che io magari non sarei riuscito a fare, e quindi mi proietterei soltanto un attimo su quello che sarà poi i programmi di questa manifestazione della 59esima mostra dell'Aspargo di Badoere IGP, che io la identifico come la festa dei lavoratori. La festa dei lavoratori nel nostro territorio viene chiamata festa dell'asparago. Quindi quando si parla dell'uno e dell'altro si mettono insieme le due cose. Il programma di quest'anno quindi spazia dalla cultura al momento folklore, allo sportivo e poi a quello che poi è tutto ciò che gira intorno all'Aspargo di Badoere IGP. Le iniziative sono tante, sarà anche una prova generale per quelle che poi sarà effettivamente quella che sarà la 60esima mostra dell'Aspargo di Badoere IGP. Intanto facciamo questo, un bel tour de force fatto insieme con i nostri amici del Consorzio dell'Aspargo, del Calcio Badoere, e oltre poi a ringraziare l'amministrazione comunale che comunque ha fiducia in noi affinché questa manifestazione possa andare avanti nei criteri e nei modi che sono stati fatti fino adesso. Anzi, come Prologo noi cercheremo sempre di migliorarle molto di più, e questa è anche occasione per ringraziare tutti gli altri che collaborano con la Prologo e con l'amministrazione comunale. C'è oltre 300 volontari, che è molto importante dirle queste cose, quindi mancheranno anche i giovani, ma per fortuna ci sono i vecchiotti. Uno di questi sono io, ma i 60 anni l'ho lasciato da tanti anni. Va bene, mi considero un sessantenne oggi, e quindi volevo ringraziare anch'io la Protezione Civile, la NC Carabinieri e tutti gli altri gruppi di volontariato che in sinergia lavoriamo per quello che è lo scopo comune della nostra manifestazione. L'invito a leggere magari sul sito tutto il programma, perché adesso ricordarlo qua, sì, ricordo tutto,
Vi dico soltanto che è un programma veramente ben nutrito, qui laddove ci sono tante iniziative anche nuove, proprio per dare un senso diverso a quella che poi è la tradizione delle solite sagre. Quindi dire sagra poi per la mostra dell'Asparago di Badoeri GP è un po' riduttivo. Noi la consideriamo la grande festa, la festa dell'asparago. Vi invito a visitare il nostro sito, comunque penso anche quello del Comune, laddove troverete tutte le indicazioni, tutto il programma di questa manifestazione, e quindi venite a Badoere, la troverete, la Prologo e tutti gli altri che vi accolgono a mani aperte. Grazie a voi e grazie a tutti. Con noi il presidente del consorzio dell'asparago di Badoere, Carlo Benozzi. Prego. Sì, buongiorno, grazie dell'invito, ringrazio la Regione per averci invitato. Per noi è un orgoglio essere qui perché naturalmente possiamo portare avanti quello che è la promozione del nostro prodotto. Come diceva prima il consigliere, è un vanto avere la possibilità di parlare di asparago bianco e asparago verde, perché siamo gli unici in Europa a potersi fregiare di questo. Il mio ringraziamento va a tutti, in particolare modo all'amministrazione, alla Proloco e a tutto il volontariato, perché noi facciamo bene il nostro mestiere, cerchiamo di fare al meglio il nostro mestiere, quindi fare un ottimo prodotto, però per poterlo promuovere abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo essere veramente grati per quello che è stato fatto. Come consorzio ben sapete che noi rappresentiamo 15 comuni in cui finalmente tutti stanno dando veramente il valore aggiunto a queste cose, però dobbiamo essere obiettivi. La mostra dell'asparago di Badoere a Badoere ha una marcia in più proprio perché siamo nel contesto e al centro di questo ottimo prodotto. Cosa volevo dire? Riguardo a quello che dicevamo anche del cambio generazionale, volevo portare avanti questa cosa. Sì, molte volte diciamo non ci sono i giovani che vengono a lavorare, però dobbiamo essere un po' obiettivi e pensare che a volte le colpe le abbiamo anche noi che siamo un po' più vecchi. Io voglio fare un riferimento anche alle scuole agrarie e tutto quanto. A volte si dà la colpa ai giovani di non essere pronti a venire qua, però mi sono accorto che tante volte proprio siamo noi che non li mettiamo nella condizione di essere pronti per venire, perché dobbiamo dargli un po' più responsabilità. Ho visto proprio nei giovani tanta voglia di fare, tanta voglia di mettersi in gioco, però purtroppo, come dicevamo prima, con tanta burocrazia, con tante difficoltà, molto di più di quelle che si vivevano anni fa, trovano più difficoltà nell'affrontare questo lavoro. Quindi c'è necessità da parte nostra di chiedere un aiuto alle istituzioni e di agevolare proprio i giovani ad entrare in agricoltura, dandogli veramente un aiuto sostenibile, perché proprio se noi non riusciamo a investire sui giovani molto probabilmente l'asparago troverà sempre più difficoltà. Sappiamo che l'asparago è una cultura che qui in Veneto, in controtendenza con tutto il resto, ha avuto un aumento considerevole, molto più di altre culture, e questo perché? Perché dà un valore aggiunto a quello che è il lavoro degli agricoltori, però ha grossissime difficoltà che tante volte i giovani si spaventano. Quindi mi sento di dire che bisogna proprio investire nella qualificazione dei giovani e nell'aiutarli ad affrontare questo nostro prodotto. Adesso noi siamo qui per dare il massimo sostegno a tutti quelli che ci danno una mano nel fare promozione dell'asparago. Abbiamo a volte anche avuto delle discussioni perché ci confrontiamo, però siamo sempre dell'idea che il nostro obiettivo è quello di correre assieme per cercare la situazione migliore per poter promuovere. Niente, io mi fermo qui, ringrazio tutti e spero che questa continuità e questa collaborazione ci sia non solo con le amministrazioni, con le Proloco, ma anche con tutte le parti che possono darci una mano, quindi a chi segue il turismo, ai ristoratori, perché per poter promuovere bene il nostro prodotto abbiamo bisogno un po' di tutti che riescano a valorizzare l'asparago. Grazie e buona giornata. Grazie Carlo. Ora chiamo il presidente del Calcio Badoere, Massimo Carraro, Calcio che da anni gestisce lo stand gastronomico della mostra. Sì, buonasera, anch'io mi aggrego ai ringraziamenti alla Regione, al consigliere Barbisan e ringrazio l'amministrazione anche per l'opportunità che ci avete dato oggi di essere qui.
Che dire, credo che ormai sia stato detto un po' tutto. Da parte nostra noi siamo la parte, diciamo, culinaria della festa e fin dagli arbori, diciamo, che il Calcio Badoeri ha sempre gestito quello che era lo stand gastronomico. Per noi è sempre stato un modo di sostenere l'associazione anche a livello economico, visto che siamo impegnati sia a livello sportivo e sociale con più di 90 ragazzi tra giovani, tra ragazzi e bambini iscritti. La collaborazione con la Proloco, con il consorzio, negli ultimi anni si è instaurato un rapporto bellissimo. Credo che stiamo portando avanti un buon progetto, un buon programma e speriamo nel ricambio generazionale di cui si parla tanto, visto che è un tema che anche noi come associazione sportiva sentiamo molto negli ultimi anni. Per quanto riguarda lo stand, noi posso dirvi che lo stand negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, grazie anche a due colonne importanti che voglio nominare, che sono Gabriele Righetto, ex presidente, e la moglie Paola Gobbo, lo stand si è evoluto in maniera incredibile e hanno portato lo stand a una qualità tale da essere riconosciuta non solo a livello regionale ma anche oltre, tanto che molte sono le presenze che riscontriamo da fuori regione e quindi è motivo di orgoglio. Ovviamente l'Aspargo IGP di Badoeri è la nostra punta di diamante, su di lui abbiamo costruiti dei piatti eccellenti e che vanno sinceramente anche oltre quello che è la tradizione. E con questo, insomma, l'invito personale, oltre a venire a presenziare, a vedere i programmi della Proloco e delle attività anche sportive della corsa, vi invito a venire a assaggiare anche i piatti dello stand di Badoeri. Grazie a tutti. Grazie. Credo il presidente della Proloco debba fare una puntualizzazione. Prego. Ha chiesto la parola, quindi gliela diamo. È la vecchiaia, scusate, ma è così. Mi sono dimenticato due punti molto importanti di questo momento. Uno, perché volevo riferire che comunque la nostra Mostra dell'Aspargo, la Proloco, fa parte del cartellone a livello provinciale di germoglia di primavera, che è molto importante, laddove ci sono tutte le Proloco dell'area che si coltiva appunto l'aspargo. E poi un altro momento molto importante è quello, e anche di grande rilievo, è quello di un patto di amicizia fatto con il comune di Macerata Campania e Caserta, e qui di campanilismo ne faccio a doppio senso perché Badoeri, ma anche Macerata Campania che è il mio comune di nascita, e che proporremo il giorno 2 maggio, qua mi pregio di invitare il consigliere Riccardo Barbisan per questa serata del 2 maggio, se magari si fa un appunto, saremo molto felici di averlo alla nostra serata conviviale. Quindi laddove ci sarà appunto un connubio di sapori fra l'oro bianco della Campania, cioè i caseari, mozzarella di bufala e tutte le altre cose, giusto per andare nello specifico, e l'oro bianco di Badoeri, che poi è l'aspargo, quello che ci contraddistingue. Quindi un invito al consigliere e poi un invito a tutti voi altri magari a partecipare a quello che poi è un momento storico anche per la nostra associazione. Grazie e scusate se mi sono permesso di intervenire per la seconda volta. Grazie. Grazie Gerardo. E consigliere Barbisan, se vuole fare una chiusura, che poi... Comunque veramente a nome di tutti grazie, perché è un'opportunità questa molto importante, insomma, che non avevamo mai avuto. Abbiamo anche un omaggio per lei. No. Dopo, no, perché l'altra volta il campanilismo bisogna coltivarlo. Quindi se il Presidente vuole... Ovviamente. Te lo mostriamo anche. Eccolo qua. Vediamo se Ecco. sta. Là. Si vede l'etichetta. Facciamo...
Pensa che Perfetto. venendo qua abbiamo visto una barca che vendeva frutta e verdura e abbiamo visto l'asparago di Vado Aerei GP. No, fascettato Sì, proprio. sì, sì. Ah, beh, che soddisfazione. Allora io ringrazio voi che avete appunto colto questa occasione, vi invitiamo anche per l'anno prossimo. Ringrazio per l'invito della serata del 2 maggio, vedrò di essere presente e in questi giorni, ecco, ricordiamoci di anche tra le persone, tra gli amici, tra insomma le persone che incontriamo, di ricordare di questa occasione di poter venire intanto in uno dei posti più belli del Veneto, di cui forse non abbiamo parlato, ma veramente iconico, la rotonda di Badoere, è un posto che diciamo ci invidiano un po' in tutto il mondo. È una delle cose che atterrando con l'aereo a Quinto si riconosce subito ed è proprio identificativo del nostro territorio, e quindi è una delle cose che ti dice sono arrivato a casa, la rotonda di Badoere quando si atterra all'aeroporto di Treviso. Quindi la possibilità di scoprire, per chi non lo conoscesse già, un luogo della storia che è così identificativo, così iconico, e anche di assaggiare un prodotto figlio del lavoro dei campi, della nostra terra, della nostra tradizione, che ha dato tanta soddisfazione e può darne ancora.